Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Maltempo, forte vento a Lampedusa, una donna muore schiacciata dal cancello di casa. A Taormina crolla una palazzina, per fortuna disabitata, vicino a Porta Messina. Gigantesco imbottigliamento sulla Messina-Palermo, 80 mezzi intrappolati in galleria per una serie di tamponamenti a catena, diversi feriti, chiuso il tratto tra Milazzo e Rometta. L'atterraggio di 2 elicotteri dell'esercito americano nel Parco delle Madonie. Dopo le polemiche la difesa chiarisce: i voli da Sigonella sono coordinati dalle autorità militari italiane. Depositate nuove intercettazioni sulle infiltrazioni mafiose nella sanità. L'ex manager Iacolino, indagato per concorso esterno e corruzione, raccomandava al boss Vetro di non scrivergli messaggi al telefono, tutto registrato dagli investigatori. A Catania forte esplosione nella notte in centro, i rapinatori hanno fatto saltare lo sportello bancomat dell'ufficio postale di via Dottor Consoli, ma la cassa era vuota. A Gela la banda della spaccata colpisce per la terza volta in pochi giorni. Preso di mira il negozio di una parrucchiera aperto da una settimana. Canti, colori e speranze. Ad Agrigento il Festival dei Bambini del Mondo si chiude con una grande preghiera per la pace, tutti uniti in un messaggio che supera confini e culture. Calcio, per il Palermo è di nuovo campionato. Contro la Juve Stabia al Barbera la squadra di Inzaghi stasera è obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla zona promozione diretta. In Serie C il Catania è già proiettato al doppio toscano. Da ieri sera in città il nuovo allenatore William Viali, che domani dirigerà il primo allenamento per l'ex tecnico di Cesena e Ravenna, contratto fino a giugno del prossimo anno. Bentrovati, eccoci al maltempo in Sicilia, forte vento a Lampedusa, una donna purtroppo è morta schiacciata dal cancello di casa. A Taormina è crollata una palazzina, per fortuna disabitata, vicino a Porta Messina. Francesco Triolo. È un'altra giornata di maltempo in Sicilia caratterizzata dall'allerta arancione e dal violento temporale portato sull'isola, soprattutto nord-orientale, dal vortice Iolina. Le zone più colpite sinora sono state quelle di Catania e dell'Interland, dove sono stati diversi gli allagamenti nelle strade. Scuole chiuse a Catania in diversi comuni della fascia ionica catanese e messinese. Difficoltà in centri come Adrano, Biancavilla e Bronte, difficilmente raggiungibili perché la viabilità è stata compromessa da alcune frane. A Lampedusa ieri una 52enne, Angela Bono, è morta incontrata a Piddu, schiacciata dal cancello scorrevole uscito dai binari, forse a causa del forte vento. A notarla è stato un passante, in tanti, compreso il marito della 52enne, hanno sollevato il cancello ed estratto il corpo, ma non c'è stato nulla da fare. Nel Messinese è crollato un tratto della strada provinciale per Motta Camastra con la chiusura immediata della viabilità. Grande attenzione nelle zone già colpite dal ciclone Harry, dove sono state poste protezioni a sostegno dei lungomari da Furci e Santa Teresa già abbondantemente danneggiati. Paura a Taormina nella notte, in pieno centro storico a Porta Messina, è crollata improvvisamente una vecchia abitazione ubicata all'apice di via San Pancrazio. La casa era disabitata da tempo e dunque non si sono registrati danni alle persone. La zona è al momento transennata, si stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'area. Difficoltà nei collegamenti con le isole minori, sospesi gli aliscafi con le oli e l'unico mezzo a viaggiare è la nave Nerea, che ha registrato ritardi notevoli nel coprire la tratta da Milazzo, problemi anche alle Pelagie, la partenza della nave Pietro Novelli da Pantelleria a Trapani è stata annullata e la Sansovino, che collega Lampedusa a Porto Empedocle, è rimasta in porto. Diversi feriti e oltre 80 mezzi coinvolti in un maxi tamponamento all'interno della galleria Villafranca sulla Messina-Palermo. Una mattinata da incubo, chiuso il traffico tra Milazzo e Rometta. Desirée Ferlito. Oltre 80 mezzi coinvolti, una galleria trasformata in una trappola, chilometri di coda e un tratto della Messina-Palermo chiuso. Mattinata da incubo sulla A20, dove un maxi tamponamento a catena ha paralizzato il traffico e fatto scattare una macchina dei soccorsi imponente.
È successo intorno alle 8:45 tra Milazzo e Rometta, all'interno della galleria Villafranca. In pochi istanti auto, furgoni e mezzi pesanti si sono scontrati uno dopo l'altro in una carambola impressionante. Scene complesse per i soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato senza sosta all'interno della galleria in uno spazio ristretto, tra lamiere accartocciate e mezzi da mettere in sicurezza, mentre la polizia stradale si è occupata della gestione dei rilievi e della viabilità. Numerose le ambulanze del 118 che hanno assistito i feriti. Il traffico su quel tratto di autostrada è stato chiuso, ancora da accertare l'origine del tamponamento. C'è stato anche un incidente ferroviario sulla Palermo-Catania in questo caso. Il treno 5491 ha investito un furgoncino, eccolo qua, che era rimasto intrappolato sui binari nelle sbarre di un passaggio a livello tra Leonforte e Enna. A bordo del treno, con 50 viaggiatori, nessuno è rimasto ferito e l'autista di questo mezzo che vedete era riuscito ad allontanarsi in tempo, sospesa la circolazione ferroviaria sulla Palermo-Catania. Non solo emergenza ma anche diritti, il Comitato Evento Franoso di Niscemi presenta una serie di emendamenti al decreto legge, al centro delle modifiche richieste indennizi, libertà di scelta e tutela della proprietà. Gerry Italia. Dalla gestione dell'emergenza alla richiesta di giustizia. A Niscemi, dopo la frana che ha colpito abitazioni e famiglie, si apre ora il fronte delle regole. Il Comitato Evento Franoso ha avviato l'invio di una serie di emendamenti al decreto legge del 27 febbraio 2026, rivolgendosi a esponenti politici di maggioranza e opposizione. Proposte che nascono direttamente dall'ascolto dei cittadini colpiti. Al centro il tema degli indennizi. Secondo il Comitato, i ristori non possono essere calcolati sui valori OMI, spesso inferiori ai prezzi reali di mercato. Si chiede quindi una valutazione basata su perizie asseverate e una soglia minima di 1.500 euro al metro quadrato. Chiediamo che questa cifra inoltre venga elargita in maniera liquida ai cittadini, di modo che essi possano essere liberi appunto di fare una vita, ricominciare una vita dove più desiderano, dove meglio desiderano. Inoltre chiediamo che il suolo acquisito gratuitamente secondo il decreto legge venga invece valorizzato e valutato a parte, così come a parte chiediamo un indennizzo per l'80% dei mobili e gli oggetti di pregio. Intanto sul piano tecnico si lavora alla messa in sicurezza del territorio, dalla riorganizzazione della rete fognaria e idrica alla realizzazione di opere drenanti e di contenimento, interventi illustrati dagli esperti della protezione civile e del mondo accademico, chiamati a gestire una frana considerata di particolare complessità. Dopo le polemiche e le interrogazioni al Presidente della Regione Siciliana e al Ministro Crosetto sulle esercitazioni degli elicotteri della Marina americana sulle Madonie, arriva il chiarimento della Commissione Difesa della Camera. Luca Ciliberti. Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio dei 2 elicotteri militari dell'esercito americano nel Parco delle Madonie in Sicilia. Le immagini dei velivoli della US Navy hanno suscitato stupore, soprattutto perché in coincidenza con un periodo di tensioni internazionali altissime in Medio Oriente, con la base militare di Sigonella che risulta strategica nello scacchiere internazionale. Sulla questione fa chiarezza il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo. Intanto sulle competenze. È importante, dice, chiarire anche che i voli militari, compresi quelli degli assetti alleati che operano da Sigonella, si svolgono nel pieno rispetto della sovranità nazionale. Avvengono infatti nel quadro degli accordi internazionali e sotto il coordinamento delle autorità italiane competenti per la gestione dello spazio aereo, a partire dall'aeronautica militare. Allo stesso modo queste attività rientrano nelle competenze dello Stato. Le amministrazioni locali, quindi comuni, enti parco o regioni, non sono normalmente destinatari di comunicazioni preventive sui voli o sulle esercitazioni militari. Infine, sul timore di essere teatro di un conflitto bellico. Se davvero fossimo di fronte alla preparazione di operazioni militari sensibili, difficilmente tali attività verrebbero documentate o diffuse con un post pubblico sui social della stessa US Navy. Depositate nuove intercettazioni nell'inchiesta su mafia e sanità. L'ex manager Iacolino raccomandava al capomafia Vetro di non contattarlo via messaggi al telefono. Simona Mazzone.
Emergono nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta Mafia e Sanità condotta dalla Procura di Palermo, in cui sono coinvolti Salvatore Iacolino, ex dirigente regionale e per pochi giorni alla guida del Policlinico di Messina, l'imprenditore Carmelo Vetro, titolare della clinica di riabilitazione Arcobaleno, e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, questi due già in carcere per presunti pagamenti illeciti negli uffici dell'assessorato alle infrastrutture. Gli investigatori stanno analizzando telefoni, computer e pendrive sequestrati agli indagati. L'inchiesta ha ricostruito mesi di contatti tra Iacolino e Vetro, imprenditore legato alla mafia di Favara, e ha evidenziato come il manager della sanità regionale avesse sollecitato i vertici dell'ASP messinese per favorire l'autorizzazione della struttura sanitaria Arcobaleno. E le intercettazioni inchioderebbero proprio Iacolino. Non mi scrivere al telefono, avrebbe detto a fine gennaio, dopo 6 mesi di messaggi e incontri con Vetro, persino all'assessorato alla sanità, come scrive il quotidiano La Repubblica. Mancavano pochi giorni alla sua nomina al Policlinico di Messina. Vetro temeva un mancato accreditamento per la pratica dell'arcobaleno, poi arrivato, Iacolino lo rassicurava. Le intercettazioni hanno svelato le pressioni di Iacolino sui dirigenti dell'ASP per sbloccare quella pratica. Per questo mercoledì i vertici dell'ASP di Messina, il direttore generale Cucci e quello amministrativo Niotta saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Mentre giovedì i legali di Iacolino presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere il dissequestro dei 90.000 euro in contanti trovati nella sua cassaforte. La Regione siciliana va avanti nella revoca della concessione della spiaggia di Mondello, senza aspettare il pronunciamento del TAR sul ricorso della italo-belga, che è stata esclusa dopo 116 anni. È stato pubblicato il nuovo bando per la spiaggia attrezzata nel 2026. Maglio Viola. La regione siciliana prova a salvare la stagione balneare 2026 a Mondello. È stato pubblicato ieri sera il bando rivolto agli operatori che dovranno offrire i servizi nell'arco di 90 giorni fra giugno e ottobre di quest'anno. Ogni soggetto potrà ottenere al massimo 3 dei lotti messi a concorso. Nel giro di poche ore, nella giornata di ieri, la regione ha prima adottato e pubblicato il decreto che divide il lungo litorale di Mondello in 19 porzioni, rispecchiando le indicazioni del piano di utilizzo del demanio marittimo predisposto dal comune, ma ancora in bozza. Di queste 19 porzioni, 13 sono destinate alle balneazioni con servizi offerti dai privati, mentre 6 sono destinate a spiaggia libera e servizi ricreativi o sportivi. Qualche ora dopo la definizione del piano provvisorio d'uso è stato pubblicato il bando di gara, ma l'avviso di selezione contiene una clausola di salvaguardia. Se la Mondello Immobiliare Italo-Belga, gestore della spiaggia per 116 anni e fino al mese scorso, dovesse vincere il ricorso al TAR contro la decadenza, stabilita sempre con decreto alla regione, o anche ottenere la sospensiva, il bando diventerebbe nullo. La sfida adesso è trovare almeno 4 soggetti diversi disposti a investire nell'incertezza più assoluta di un bando che potrebbe decadere in qualsiasi momento, e sapendo che la concessione ottenuta sarà solo provvisoria, valida per appena 3 mesi. A Palermo è battaglia sui social per chi realizzerà la vampa di San Giuseppe più alta. Ma RAP, l'azienda della nettezza urbana, e le forze di polizia lavorano alla rimozione delle cataste di legno. Marco Cullà. Sui social è una vera e propria sfida a chi farà la vampa più alta. In vista di San Giuseppe, i quartieri popolari di Palermo si preparano alla vigilia, appunto, del 19 marzo, quando tradizionalmente vengono incendiate le cataste di legno. Un'abitudine rischiosa, soprattutto perché le fiamme possono raggiungere anche i piani bassi delle abitazioni. Ecco allora che la RAP è al lavoro da giorni per rimuovere le tonnellate di legna accatastate in diversi punti della città. L'obiettivo, con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia municipale, è quello di evitare il peggio. Tutte le persone per bene che si sono stancate di essere ostaggio di comportamenti barbari che con la scusa della religiosità o della tradizione rischiano di creare tanto di quel danno alla città che è incalcolabile. Negli ultimi giorni, inoltre, alcuni operatori RAP allo Zen sono stati minacciati e aggrediti verbalmente, tanto da dover lavorare sotto scorta. E allora, con una nota anche ironica, l'auspicio dei vigili urbani è questo qui. Spero che domani piova a valanga, così risolveremo automaticamente il problema. Me lo auguro non solo io, ma tutte le persone per bene. Potrebbe essere una soluzione. Maxi operazione tra le province di Enna e Messina per una truffa ai danni dell'Unione Europea. I carabinieri per la tutela agroalimentare, su disposizione della Procura europea,
hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 1.400.000 euro nei confronti di 10 imprenditori. Catania, una forte esplosione in centro la notte scorsa ha svegliato i residenti. Rapinatori hanno fatto saltare lo sportello bancomat dell'ufficio postale di via Dottor Consoli, ma la cassa era vuota. Inquantificabili i danni che ci sono stati attorno. Simona Mazzone. Sono rimasti a bocca asciutta i ladri che questa notte avevano puntato l'ATM dell'ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. Un vero e proprio assalto con esplosivo che ha distrutto completamente la struttura. Erano già passate le 3 quando nel silenzio della notte si è sentita in zona un'esplosione. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del banco posta, ma all'interno non c'era denaro. Sono rimasti solo i danni inquantificabili al momento. Sportello e vetrate dell'ufficio postale sono saltati. All'interno il locale è completamente distrutto e danneggiato anche lo stabile soprastante. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri di una veranda esterna e qualche bruciatura sulla facciata. L'ufficio postale è collocato in una zona centrale abitata della città, eppure i malviventi non si sono arresi davanti alla possibilità di essere visti da una pattuglia delle forze di polizia o da qualche residente che avrebbe potuto chiamare subito i soccorsi. E d'altro canto non si aspettavano che tutto il denaro contante fosse già stato prelevato, lasciando le casse completamente a secco. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti delle volanti della questura di Catania che indagano sull'accaduto. All'attenzione degli investigatori anche le telecamere della videosorveglianza della zona. A Gela adesso, nuovo furto, il terzo in poche settimane, colpisce una parrucchieria aperta da pochi giorni. Ger Italia. Un masso contro la vetrina, il rumore del vetro che si infrange e poi l'irruzione. Ancora una volta a Gela il copione è identico. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 6:25 del mattino, quando una parrucchieria aperta da appena una settimana è stata presa di mira con la tecnica della spaccata. Pochi istanti per entrare, arraffare attrezzature e il denaro presente in cassa e poi la fuga. Le immagini di videosorveglianza interna hanno ripreso tutta la scena. Un uomo agisce con rapidità e sicurezza, movimenti che fanno pensare a qualcuno già entrato in azione in episodi analoghi. È il terzo furto in poche settimane con modalità sovrapponibili. Prima il colpo a un centro scommesse in via Venezia, poi quello a una pasticceria a pochi metri di distanza, ora la parrucchieria. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe dello stesso autore dei colpi precedenti. All'esterno, come già ipotizzato in altri casi, ad attenderlo ci sarebbe stato un complice, stavolta non visibile a causa dell'assenza di telecamere esterne nella zona. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale insieme alla polizia scientifica che ha effettuato tutti i rilievi e acquisito le immagini della videosorveglianza interna del locale. Una sequenza ravvicinata che evidenzia un'azione mirata con obiettivi concentrati nella stessa area e tempi di esecuzione sempre molto rapidi, in appena 8 minuti, dentro e fuori, con estrema velocità. Per le titolari dell'attività colpita appena avviata il bilancio è pesante, danni alla struttura, attrezzature sottratte e l'impatto immediato sull'attività. I foni, piastre, foni che ho usato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei colpi, ma il cerchio intorno alla banda inizia a stringersi sempre di più. Microcriminalità nel Siracusano, arrestati i 3 responsabili di una sparatoria a aprile dell'anno scorso a Cassibile. Da un'auto erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco nei confronti di 2 ragazzi a piedi in pieno centro abitato e vicino ai giardini pubblici, a Cassibile. Cambiamo del tutto argomento, canti, colori, speranza. Ad Agrigento il Festival I Bambini del Mondo si chiude con una grande preghiera per la pace, tutti uniti in un messaggio che supera confini e culture. Davide Sardo. Ad Agrigento la musica e i colori del mondo si fermano per un momento di silenzio e riflessione. Si è chiuso il Festival I Bambini del Mondo con un atto straordinario, la preghiera interreligiosa, i popoli per la pace, un abbraccio simbolico tra culture, lingue e tradizioni.
E oggi concludiamo questa 23esima edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che è un festival che notoriamente punta proprio alla, diciamo, a lanciare questi messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli. Diciamo, questi messaggi lanciati dai bambini hanno un significato ancora maggiore. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Divina Provvidenza nel centro Don Guanella. Padre Calogero Proietto e la comunità parrocchiale hanno accolto i partecipanti con canti e gesti di fraternità, trasformando il luogo in un simbolo di unità e speranza. Tra melodie, sorrisi e preghiere, Agrigento oggi lancia un messaggio universale: la pace è possibile se coltivata insieme con il cuore aperto al mondo. Molto bello, noi ci fermiamo per pochissimo tempo, tra poco il calcio, stasera il Palermo in campo per riscattare la sconfitta di Monza e a Catania comincia le Raviali. State con noi. È già campionato per il Palermo, che oggi alle 19 affronterà al Barbera la Juve Stabia. Dopo la sconfitta di Monza, rosanero obbligati a vincere. Marco Cullà. Subito, appunto, il Palermo dopo la debacle di Monza stasera deve immediatamente ripartire. Al Barbera arriva un'ostica Juve Stabia, rosanero che vogliono centrare la 10ª vittoria consecutiva in casa da record. Un successo per rimettersi in careggiata e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. Abbiamo un debito incredibile verso questa gente che è stata straordinaria, che ha capito il tipo di partita che si è fatto e ci ha accolto in quel modo, per cui so che i ragazzi non vedono l'ora di giocare. Dobbiamo ritornare subito a vincere e ripartire come abbiamo sempre fatto in casa in queste ultime partite. Il dato più preoccupante riguarda però gli scontri diretti. Il Palermo non ne ha ancora vinto uno. Nelle 9 partite disputate contro le attuali prime 8 della classifica, i rosanero hanno raccolto appena 5 punti, segnando soltanto 2 gol. Sappiamo della nostra forza, sappiamo che in quello che abbiamo fatto in queste ultime 18-19 partite sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo perse solo 2, purtroppo non avremmo voluto perdere. Out Ranocchia per squalifica, al suo posto ci sarà Blen, Magnani in difesa assieme a Ceccaroni e Bani, Jonsen sulla tre quarti con Palumbo alle spalle di Poyampalo. Fischio d'inizio al Barbera alle 19. Catania già proiettato al dopo toscano. William Viali, il nuovo allenatore, è arrivato ieri sera in città per iniziare la sua nuova avventura in rosso-azzurro. Da domani preparerà con la squadra il match di lunedì con il Casarano. Francesco Triolo. È arrivato ieri sera intorno alle 21 all'aeroporto Fontana Rossa e oggi William Viali è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza come allenatore del Catania. È stato chiamato dopo l'esonero in Mimmo Toscana e toccherà a lui cercare di dare una scossa e gestire il gruppo preparandolo ai playoff, nuovo obiettivo del club dopo l'addio ormai scontato alla promozione diretta. Hanno pesato i 12 punti di distanza dal Benevento sull'esonero di Toscano, ma soprattutto il rapporto che si è rotto e deteriorato con il club dopo la partita col Sorrento a Potenza. Poche parole, più di circostanza, la felicità di essere a Catania, l'importanza della piazza e poi l'appuntamento alla prima conferenza ufficiale. Questo il primo William Viali, quindi via verso la sede per incontrare i dirigenti e firmare il contratto che lo legherà al Catania sino al giugno 2027. Con lui c'era anche il suo vice Cottapava. Da domani il via al lavoro sul campo con la squadra per preparare la prossima partita contro il Casarano programmata per lunedì sera. Viali ritroverà nel Catania giocatori come Di Tacchio, Caturano e Forte, che ha già allenato nelle precedenti esperienze, l'ultima con la Reggiana. Cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, probabilmente una difesa a 4 e con un atteggiamento anche più offensivo, più vicino alla porta avversaria. In vista di Catania-Casarano, in programma come dicevamo lunedì sera al Massimino, la notizia è di questa mattina, il prefetto del capoluogo etneo ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Lecce. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.